Buona giornata a tutti voi, se siete superstiziosi cancellate tutto perché insomma oggi venerdì 17 gennaio 2020 dicono porti male ma qualcuno porta invece bene e allora noi al di là di tutto questo vi auguriamo una buona serata, una buona giornata e andiamo a vedere e a leggere per voi tutte le principali notizie di questo venerdì 17. Vi ricordo sempre sulla nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com, ci potete vedere anche sul canale 95 di Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, appunto canale 95. In prima fascia 19:40, 45 circa ogni sera, in seconda serata con la prima replica e poi la seconda ed ultima replica nella mattinata il giorno dopo. Pallanuoto in evidenza per iniziare il nostro sommario sportivo, chiamiamolo così, pallanuoto in evidenza, vi dicevo, sia nel settore maschile che in quello femminile agli europei di Budapest. In acqua oggi ci va l'Italia per quanto riguarda il femminile, Italia-Israele, mentre domenica Francia-Italia per il 7 rosa. Negli uomini invece, eccoli qui, Italia-Georgia in acqua domani. Federica Pellegrini, tanto per rimanere proprio in acqua, Federica Pellegrini ha parlato in questi giorni alla stampa dicendo che deciderà lei il suo futuro dopo le Olimpiadi, un po' come un altro personaggio, cioè Valentino Rossi, eccolo qui. La Pellegrini cercherà di spostare avanti il momento del ritiro, sarà comunque, ha detto, lei a decidere. In A1 la TVB Treviso De Longhi in crisi dopo la trasferta di Milano, è scivolata al quartultimo posto in classifica, si fanno già alcuni nomi per quanto riguarda qualche rinforzo che il direttore sportivo Gracis avrebbe inquadrato e visto nel mercato. Staremo a vedere se si risolverà e se si ritornerà sul mercato. Sabato Treviso torna al Palaverde intanto alle 20:30 per affrontare Cremona. L'Imoco, il pallavolo femminile, in casa di Monza ha vinto nettamente ieri per 3-0, domenica farà ritorno anche lei al Palaverde, sarà la volta di Filottrano. Poi l'Imoco sarà ancora in casa mercoledì 22 gennaio per la Coppa contro l'Alba Blasi, formazione rumena. La finale scudetto è stata confermata, si giocherà, e lo sapete, il 9 maggio a Trieste. Nella A3 di pallavolo maschile invece il Motta di Livenza va in trasferta, gioca contro il Golden Plastic Civ, seconda della classifica, una partita abbastanza impegnativa. Anche la formazione coneglianese del Team Spes Conegliano in Serie C rimane in casa, gioca contro il Savio per rimanere in testa alla classifica senza ulteriori grossi problemi. E vediamo se i problemi invece del Benetton verranno cancellati con la partita contro una corazzata del campionato Pro 14 che Benetton affronta invece in Champions nella giornata di domani pomeriggio a partire dalle ore 14 al Monigo, allo stadio Monigo appunto di Treviso. Sembra essere, e sarà, non lo so, speriamo di no, speriamo che i ragazzi di Crowley riescano a fare una partitissima contro una delle formazioni più in forma e con il miglior gioco sicuramente d'Europa, ovvero Leinster. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto Barbini ai nostri microfoni. Sì, è una sconfitta arrivata negli ultimi minuti, diciamo comunque una buona prestazione, siamo andati là e abbiamo affrontato una grande squadra, però ovviamente è arrivata la sconfitta, quindi è qualcosa di negativo che abbiamo analizzato in questi giorni. Adesso arriva in casa Leinster, una delle squadre, anzi la squadra più in forma credo a livello europeo, mi sa una striscia positiva enorme, però abbiamo fatto bene in casa loro e negli ultimi anni comunque li abbiamo messi sempre in difficoltà, quindi sappiamo che Monigo può esserci d'aiuto per metterli in difficoltà. Ogni partita è da affrontare al massimo, tutti i punti sono importanti in tutte le competizioni, dopo arriverà al Pro 14 ma lo vedremo più avanti, intanto adesso sabato a Monigo. Sono arrivati anche i complimenti per Barbini per come stai giocando in questo stralcio di campionato. No, sì, inizio un partito un po' piano per dei problemi, ma adesso
cerchiamo di tornare in carreggiata. Sono contento di aver aiutato la squadra sabato e speriamo di aiutarla anche questo. L'immagine che si era fermata su Barbini perché ha detto delle cose giuste, insomma, il Marco Barbini, giocatore appunto del Benetton. C'è una tegola sul Benetton, come vi dicevo ieri, si sono confermate ulteriormente con Duvenage e Ruzza che non saranno della partita, anzi dovranno rimanere fuori più di un mese per gli infortuni subiti. Rimaniamo nel rugby e rimaniamoci nel rugby femminile con Villorba che si rivede tre ricce, così sono chiamate le giocatrici appunto del Villorba, convocate per la nazionale, convocate per il torneo del Sei Nazioni. C'è lei, ovvero la Barattin, eccola qui, ma ci sono anche Cavina e Muzzo, quindi complimenti alle tre ricce convocate per il Sei Nazioni rugby femminile. E adesso Serie A con il mercato che impazza intorno all'Inter con tutti gli acquisti che ha fatto e ha confermato, si muovono le altre molto meno intensamente che la formazione appunto nerazzurra di Conte, che decisamente è andata a rinforzarsi ulteriormente, punta decisamente a questo campionato per far bella figura. Per quanto riguarda la Serie B si va in campo proprio questa sera con Frosinone-Pordenone, inizia il recupero, diciamo così, inizia la discesa di questo campionato. Sabato Cremonese-Venezia con la Cremonese che riporta in panca Rastelli che ha sostituito Baroni, è un ritorno quello di Rastelli. Chievo-Perugia sempre nella giornata di domani e poi domenica chiude per le Venete Spezia-Cittadella. Per la Serie B femminile il Permac Vittorio Veneto invece sarà a Napoli contro il Napoli femminile. La Serie C, queste le partite, siamo nel settore maschile: Cesena Virtus Vecomp Verona, Gubbio Arzignano, Lanerossi Vicenza Carpi, Padova Modena, Piacenza Triestina. Queste le gare che vi suggeriamo. La Serie D è pronta con la quarta giornata di ritorno dopo aver effettuato, per quanto riguarda il nostro girone di competenza, una giornata infrasettimanale, e allora quarta di ritorno con queste gare: Adriese Union Feltre, Ambrosiana Ciarlins Musane, Belluno Delta Rovigo, Caldiero Vigasio, Campodarsego Este, Campodarsego capolista, Cartigliano Montebelluna, Chions Villafranca, Clodiense San Luigi, Legnago Mestre, partita interessantissima questa, Luparense Tamai. Questo per quanto riguardava la Serie D. Andiamo in eccellenza, dove nel girone A il Giorgione, che ha giocato in amichevole l'altra sera contro il Venezia perdendo 3-0, scenderà in campo in trasferta contro la Belfiorese. Per quanto riguarda il girone B invece, che è quello che più da vicino seguiamo, Calvinoale Istrana, le telecamere di Veneto Globe saranno in quel di Pieve di Soligo al D'Agostin con Eclisse Spinea, seguiremo questa gara, Lia Piave Union Pro, Portogruaro Vittorio Veneto, Porto Mansuè Union QDP, Martellago Liventina, Robeganese San Giorgio Sedico, San Donà Montello. In fondo alla classifica, lo ricordiamo, proprio il Montello che è ultimo, il QDP con 13 punti è penultimo, l'Union Pro a 15, Lia Piave 17 ed Eclisse a 18, quindi una situazione piuttosto ingarbugliata nelle posizioni di bassa classifica, quindi staremo a vedere e seguiremo attentamente quello che succederà domenica su tutti i campi dell'eccellenza. Per quanto riguarda la promozione invece tutto va benissimo per l'Opitergina capolista di Mauro Conte, e andiamo proprio a sentire Mauro Conte in un'intervista che abbiamo già ospitato nel programma Dilettanti a tutto campo condotto dal nostro collega Riccardo Bonvicini. Sentiamo l'intervista a Mauro Conte.
dimmi. Con mister Conte, allenatore dello Pitergina, nei minuti proprio successivi alla fine di questo big match contro il 90, vittoria per 2-1. Mister, una vittoria sofferta ma una vittoria fondamentale in chiave classifica. Per noi era importante dare continuità a quello che stiamo facendo, sapevamo che era un campo difficile perché è già la terza volta che li incontriamo e sono sempre state battaglie. È una squadra che corre, è una squadra che ha un'idea, è una squadra che in questo campo sfrutta le sue qualità e siamo stati bravi ad andare in vantaggio su una delle poche occasioni che ci hanno concesso. Abbiamo anche raddoppiato il secondo tempo e poi ci siamo un po' complicati la vita nel finale, soffrendo un po' più del dovuto per un'ingenuità dietro. Comunque sono contento, era una partita importante che ci dà ancora più morale per continuare. Ecco mister, a questo punto 11 punti di vantaggio sulla seconda, quando mancano 13 partite, possiamo dire che il campionato può perderlo solo lo Pitergina? Ma sento dire queste cose, sinceramente credo che i campionati finiscano quando la matematica lo dice, anche perché nelle prime 2 partite di quest'anno del girone di ritorno abbiamo mangiato 3 punti agli inseguitrici. È un attimo, 2 partite sbagliate, torna tutto vivo, ci sono anche tutti gli scontri diretti da fare, quindi credo sia prematuro. Sicuramente ha un vantaggio che è meglio avere che non avere, però... Chi teme di più, questo 90 visto oggi o il Treviso? Ma io credo che il Treviso abbia un organico che potenzialmente può fare tanti punti. Il 90 è una sorpresa grande e oggi lo ha dimostrato per l'ennesima volta. Ha fatto tanti punti e ancora ne farà perché è una squadra che ha mentalità, che ha voglia e che ha entusiasmo. Tornando alla partita, per chi non l'ha vista, è stato importantissimo per lo Pitergina aver sbloccato il risultato di fatto alla prima occasione che avete avuto nel primo tempo con Rocco. Ma è una cosa che ci contraddistingue da tutto quest'anno, siamo abbastanza concreti sia nel non subire tanto, perché anche il 90 non aveva mai tirato in porta fino al gol, era stato poco pericoloso, e riusciamo a essere concreti quando capita con la cattiveria giusta, e credo che sia la cosa migliore per una squadra di calcio. L'ultima cosa, nel finale c'è stato da soffrire anche perché appunto, come si diceva, trovato il 2-0, il 90 l'ha riaperta subito, quello poi ha inevitabilmente portato a un finale più acceso. È stato un finale combattuto, in quei momenti lì può succedere di sbagliare una palla, di perdere un rimpallo, di prendere una spizzata in area e di prendere gol, quindi sicuramente era meglio evitare, visto che eravamo sul 2-0. Era Mauro Conte, allenatore della formazione Opitergina, 11 punti di vantaggio sul Treviso, sono veramente tanti. Vediamo il prossimo turno che vede l'Opitergina di Conte andare a Ponzano, poi Trebaseleghe Godega, Caorle La Salute Cavarzano, Fossalta Marcon, Lovis Spresiano Fontanelle, Treviso Academy Conegliano, Vazzola Vedelago e Villorba 90. Lasciamo la promozione, passiamo naturalmente al basket in chiusura. Per quanto riguarda il Ponzano di Serie A2 femminile, torna in casa al Palacicogna ad affrontare Vicenza, mentre in Serie B maschile la Rucker Sambe, dopo la vittoria a Vigevano importantissima, torna in casa al Palasystem di Saccon di San Vendemiano, affronterà, come vedete nella locandina, il Monfalcone, ovvero il Falcon Star, con naturalmente la voglia di continuare questa striscia positiva. È tutto, ci fermiamo qui, noi ci risentiamo la settimana prossima, vi lasciamo con il weekend che arriva, con tutti i suoi appuntamenti, con tutti i suoi spazi, e noi ci risentiamo e vi racconteremo tutto lunedì. Buon weekend a tutti!